Gentili telespettatori di Video Regione, ben trovati dalla redazione dell'Alto Adriatico. Dunque, cominciamo subito con le notizie di cronaca. Allora, nostro ospite, l'abbiamo chiamato, spero arrivi perché c'è un po' di traffico, ancora non c'è, Walter Codognoto, referente del Basso Veneto per i controlli del vicinato, ancora non è arrivato, quindi andiamo avanti. Allora, il nostro ospite doveva esserci qui in studio Sara Moretto, onorevole deputato del Partito Democratico. Mi dicono dalla regia che ancora non c'è, spero tanto arrivino perché in questo caso potremmo mandare in onda la sedia vuota, anche perché le loro presenze erano state assicurateci. Non vedo ancora i nostri ospiti purtroppo, ma credo che ci sia comunque un po' di traffico a Portogruaro. Mi segnalavano tra l'altro, tra le possibili cause di forza maggiore, un incidente a Levada di Concordia Sagittaria sulla solita curva del Cavatappi tra un camion e una macchina. Poi tra l'altro è sabato, è periodo di spese, di acquisti, la gente prende la macchina per andare a fare la spesa, c'è molta confusione, viabilità dunque nel portogruarese, nell'Interland, sottoposta a una grave pressione. Incidente che tra l'altro, ci riferiscono fonti ben informate, non dovrebbe aver comportato il ferimento grave delle persone coinvolte. Io chiuderei con le previsioni meteo previste per domenica 8 di novembre. Tempo generalmente sereno, salvo il passaggio di qualche nube alta fino alle ore centrali. Foschie e nebbie più probabili fino al mattino e dopo il tramonto, specie sulla pianura centro-meridionale e orientale e in Val Belluna. Precipitazioni assenti, temperature in ulteriore rilevamento in montagna, senza variazioni di rilievo in pianura, temperature massime molto al di sopra della norma, venti generalmente deboli di direzione variabile in pianura e nelle valli, in alta montagna deboli a tratti moderati dai nord occidentali. Mare calmo. Altre notizie dell'ultima ora, gentili telespettatori di Video Regione dell'Alto Adriatico, non ce ne sono. Io vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale con le repliche delle 20, delle 23 e anche delle 6:30 del mattino di domani. Grazie a tutti per la cortese attenzione e vi auguro buon fine settimana. Arrivederci.